è fondamentale capire che non è un problema della città di Treviso, perché è un tema che sta travolgendo il commercio a livello nazionale, però mi piacerebbe che da Treviso partisse la svolta anche per il mondo del commercio. Treviso si candida ad ospitare gli stati generali del commercio, riunendo allo stesso tavolo sindaci ed esercenti per cercare di contrastare il momento delicato che stanno vivendo i centri storici delle nostre città, che secondo l'ultimo report di Confcommercio in Veneto dal 2012 ad oggi hanno visto chiudere oltre 1000 negozi, più di 1600 nelle periferie. L'importante è che ci sia un momento di grande confronto scientifico basato su esperienze reali, che vada oltre gli slogan, oltre le polemiche, oltre i meri dibattiti tra parcheggio sì, parcheggio no, pedonalizzazione sì, pedonalizzazione no, ma si affronta il problema in modo davvero molto più strutturato e approfondito. Sindaci e commercianti devono lavorare insieme per un obiettivo comune, far crescere il territorio, spiega Conte, che poi mette l'accento sull'attuale particolare congiuntura tra difficoltà economiche, crescita dell'e-commerce, diffusione della grande distribuzione. A farne le spese soprattutto i negozi dei centri storici, che aggiunge rappresentano un presidio non solo commerciale ma altresì sociale e di sicurezza. Da qui la proposta, anche in qualità di presidente ANCI Veneto, di mettere insieme primi cittadini, esercenti ed esperti per studiare possibili misure. Dalle valutazioni urbanistiche alla promozione dei territori, anche alle modalità nuove di commercio, credo che serva un grande momento di confronto dove possiamo prendere delle best practice a livello regionale o nazionale e farle diventare iniziative diffuse nel territorio.